Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alle Sibille Interattivi del vostro Manetti Veneziano. Vi ricordo che questa sera alle 21:30 nel canale di Eldegard avremo lei. E intanto mi spruzzo un antizanzare perché queste zanzare mi attaccano terribilmente. Se volete, aspettate un attimino. Voilà, qui è tremenda la cosa. Ma per fare Sibille all'aperto, voilà, ricordiamoci antizanzare per fare Sibille. Guardate cosa rischio per voi. Bene, vedo già due persone che si sono premuniti di fare le domande. Vediamo se altre persone hanno fatto le domande, cari amici. Vediamo un po'. Aspettate un attimino che attivo il mio canale. Andiamo a vedere. Eccoci qua, eccoci qua. Ok, bene. Bene, perché insomma ci sono un po' di zanzare aggressive, quelle tigri. Bene cari amici, vediamo un po' di soddisfare vediamo Massimo. Vi ricordo anche che per i nuovi che raggiungono il Manetti Veneziano, vi ricordo che questa sera 21:30 canale di Legarda, Sibille Interattivi gratuiti. Vi ricordo che abbiamo il sito Il Capitano, i link sono sotto qui in descrizione, se volete potete scaricare 20 ebook gratuiti con radionica e radiestesia, vari sigilli. Vari ebook gratuiti, ne hanno già scaricati più di 150.000. Io ormai da 6 mesi continuo a dire 150.000. L'ultima volta che sono contati erano 149.800 e adesso saranno 180.000, però la prossima volta del giorno. In più vi ricordo che il vostro maledetto appunto ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici pesanti radiestesi dal 2015. Questo lo si compra invece nella sezione shop del Legare Maledetto Veneziano. E niente, iniziamo con la nostra Sibille Interattiva molto veloce. Vediamo Massimiliano, scusa. Buonasera. Posso chiedere come va il mio cammino spirituale? Allora, Massimo, però mettiamo la data l'ha messa sotto. Bene, vediamo un po' il nostro Massimo che ci chiede come va il suo cammino spirituale. Allora, 7 carte. Vediamo un po' le 7 carte per Massimo, come va il suo cammino spirituale. Bene, vediamo un po' al taglio, superbia, fresco, è un cammino spirituale fresco, un cammino spirituale pieno di voglia di emergere, giovane e nello stesso tempo con grandi aspettative. Comunque sì, siamo sulla strada giusta, certo un pochettino di, non orgoglio, ma un pochettino di, stiamo attenti a non strafare, al taglio, se voi siete cazzo vediamo un po', c'è qualche cosina, qualche pensiero. Beh, io vedo grandi pensieri, vedo che c'è anche voglia di essere rigido, nel senso che alcune cose ti hanno messo un po', non dico in crisi, ma ti hanno fatto riflettere perché c'è qualche, vedi la carta del nemico, qualche avversità. Però arriveranno messaggi incoraggianti e ti vedo speranzoso. Diciamo che questo cammino spirituale agli inizi non è stato proprio semplice, è una cosa un po' che magari ti potrebbe anche colpire nell'orgoglio. Stai attento però dopo messaggi positivi molti da vari settori e influencer e vedo che sarai speranzoso, però ci sarà un periodo in cui sarai un pochettino dubbioso di essere sulla strada giusta, però alla fine messaggi incoraggianti arriveranno e sarai speranzoso, quindi forza Massimiliano. Bene, andiamo avanti. Nella, ciao Marietto, gentilmente puoi vedere se Raffaele si farà sentire? Il 70 e il 74, la nostra Nella. Vediamo un po' se, mi raccomando, mettete proprio i numeri originali, perché se va a finire che io prendo un'anella a casaccio, faccio un esempio. Bene, vediamo un po'. Saluto intanto Barbara, Carmen, Anna, Giuseppe, Nella e Massimiliano. Vediamo un po' come andrà con Raffaele. Nella se si farà sentire. Sempre 7 carte. Ci sono dei blocchi.
vedi dei blocchi, si è lavorato tanto, ma sembra che tutto sia praticamente, sto Raffaele è un po' bloccato. Ha lavorato per, in un certo senso, avvicinarsi e poi sembra che ci sia un blocco importante. Vediamo un po' le sette carte, si vede un'attesa, eh, sospiri, mercante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beh, la situazione è un pochettino così, vedo che stai aspettando, per insomma avere un po' di privacy, intimità, però vedi gelosia, nemico, poi ti vedo sospirare, che aspetti, qui c'è qualche nervosismo e poi lo vedo lui un pochettino che è un tipo un po' col braccino corto, Raffaele, a livello sentimentale un po' col braccino corto, molto attaccato forse alla materia. E poi vedo una donna maritata che è un grande punto di domanda e non si capisce chi è, per il semplice fatto che non so bene la vostra situazione, se lui o tu siete sposati, oppure se entra in scena un'altra donna sposata. Comunque direi che per farsi sentire vedo che lui si allontana proprio perché ha questa attitudine un pochettino di valutare bene in modo pragmatico. E poi c'è questa donna maritata che è un grande punto di domanda, Nella, un grande punto di domanda, ma non conoscendo bene la situazione non mi posso sbilanciare. Potrebbe essere tu, lui o una nuova donna. Andiamo avanti. Saluto Pierluca. Hola. Scusate. Voilà, bene, andiamo avanti con Giuseppe. Giuseppe, ciao. Cosa adesso Alina? Allora, Alina dell'85 in Ucraina. Ha un altro uomo, io sono Giuseppe del 67. Allora, Giuseppe, vediamo, c'è una Alina che è in Ucraina e c'è il nostro Giuseppe che è qua. Vediamo un po'. Beh, ti vedo sospirare. E la domanda è se c'è qualcuno. Questa carta è una carta che indica che potrebbe aver rincontrato una vecchia fiamma là in Ucraina. E vedo che tu sospiri, vedo che sembra andata via. Cioè il taglio ci fa già capire che la signora là in Ucraina deve aver incontrato qualcuno e tu sospiri. Ma vediamo. Allora, amore, artista, oggi preziosi, viaggio, gran signore, mercato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, qui la situazione è così. Non so lei in Ucraina, ma vedo che c'è del, dei sentimenti con qualcuno che ha delle qualità. Poi vedo, vedi, omaggi, viaggi, cioè cambiamenti, vedo più uomini che stanno guardando questa donna e vedo anche qui donna maritata con un grande punto di domanda. Vedo almeno uno, due, tre uomini, tre qualità diverse di persone, una persona molto poliedrica, con grandi qualità, ma è che vicino all'amore, omaggi preziosi. Sembra che questa donna sia avvicino, abbia dei sentimenti importanti con appunto una persona di vecchio stile, una persona che conosceva già, insomma. Poi potrebbe essere un viaggio con una persona più adulta, più matura, potresti essere anche tu, questa cosa qua, e però ne vedo un altro, cioè sembra che ci siano tante persone che guardano questa linea e questo gran signore, che potresti essere tu, cerca di aiutarla perché ci sarà un cambiamento. Vedi? Il viaggio è anche segno di cambiamento. Poi donna maritata. Non si capisce bene questa donna maritata se è lei che si sposerà o è un grande punto di domanda. Comunque in Ucraina, vedi, c'è dei sentimenti importanti con una persona che fondamentalmente ha delle qualità, ma non è l'uomo giusto, è solamente una vecchia fiamma. E poi questo viaggio, forse ritorno da te, e tu gran signore. Poi c'è questo mercante che non si capisce bene se è un libero professionista. Cosa. Comunque, sì, effettivamente Lina là in Ucraina molto probabilmente conosce qualcuno che già conosceva. Scusate un attimino. Bene, eh?
Andiamo avanti e vediamo Anna. Buonasera Marietto. Saluto anche Tonia e Serena. Ciao Serena e per Luca. Bene, vediamo un po' la nostra Anna. Buonasera Marietto, cambio argomento. Riprenderà finanziariamente il lavoro del 67. Anna, vediamo un po' la nostra Anna se riprenderà il lavoro. Beh, sembra che ci sia freschezza. Sì, sembra che ci sia freschezza e voglia di riniziare, sembra che ci sia qualcosa di positivo in arrivo. Sono carte vincenti, sono carte che non lasciano spazio al dubbio. Attenzione però, mi sa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma guarda, c'è un gran vociferare di ripresa, però vedo che riceverai notizie allarmanti, no? E vedo che sei un pochettino in apprensione, molto in apprensione. Quindi il lavoro non sembra proprio nei prossimi tempi esplodere. Almeno il taglio era molto propositivo, era molto gagliardo, però la situazione vedo che hai parlato con molte persone sono incoraggianti, ma vedo persone che dicono cose che non sono vere e riceverai molte notizie false e che contrastanti e tu resterai un po' in affanno e anche giù di morale. Quindi non penso che il lavoro per i prossimi tempi massimo un mese o due, perché queste sono simili di 7 carte, chiaramente, no? Però diciamo che ci saranno molte persone che remeranno contro e diranno cose che non sono vere, però non preoccupate perché potrebbe cambiare tutto, eh. Comunque riceverai molti messaggi che ti faranno un po' sentire un po' giù di tono. Bene, vediamo a Carmen. Mm? Vediamo un po' la nostra Carmen. Un attimino prima che devo salutare un amico, devo dare una cosa all'amichetto. Vediamo un po'. Aspetta un attimino, devo vedere bene. Ecco qua. Voilà. Torniamo a noi. Voilà, eccoci. Quindi, Carmen, la situazione non è facile. Andiamo avanti. Barbara, buonasera, volevo chiedere come andrà la mia situazione lavorativa. Sì, Barbara, ma forse non mi sono spiegato bene. Tutti devono mettere, se vogliono una risposta, il nome e la data di nascita. Bene, andiamo avanti. Serena, saluto. Tonia, buonasera Tonia, del 65 Francesco 81. C'è probabilità che si faccia risentire? Va bene. Mm. Allora, vediamo un po' la Tonia che chiede se si fa risentire Francesco d'81. Un po' la nostra Tonia si risentire Francesco. mm? Ma è un tipo, è un tipo, è qui il taglio, gente che dice cose che non sono vere, lui che è molto stretto di gomito con i sentimenti, c'è nervosismo, il taglio sembra quasi che sia qualcosa di eh, difficile. Però vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma allora, io vedo che ci sta pensando e vedo che c'è anche una donna, lui cerca molto qualcuno di stabile. Però vedo un'entrata in scena di una giovane donna che lui guarda, tutti vedo speranzosa e c'è un ritorno, c'è sì qualcosa di interessante, però vedi, poi vedo che c'è un distacco, quindi molto probabilmente o lui si ritornerà insieme a una giovane donna che aveva, come si suol dire, già nel passato. E infatti poi vediamo che nei tuoi confronti la situazione degenera, nel senso che lui in un certo senso ti vede come una cosa che ormai è andata, sono due oppure sei tu, perché qui non si capisce bene questa giovane donna, non conoscendo bene la situazione. Comunque, lui è pensieroso, ti sta pensando. Questa è una carta, scusate, una carta che sta pensando, sta cercando una soluzione. Qui vedo molto speranzosa, però vedo entrare in scena una giovane donna e la riunione, quindi non si capisce bene se sei tu che
che riavrete magari un flirt o qualcosa del genere, o è questa giovane donna? Io penso a vedere questa giovane donna perché poi vedo che ci sono queste 2 carte pesanti che sembra che vogliono tagliare col passato o col fatto di doverti purtroppo, ricontattare o rifarsi vedere, perché proprio entra in scena questa giovane donna che non si capisce bene da dove spunta, ma sembra che la conosceva già, è una riunione, quindi un comeback. E quindi la domanda se si rifà sentire con vedovo di disgrazia, lui comunque ci sta pensando, non è che ha buttato e chiuso tutto, anzi ha lasciato aperta questa porta. Però purtroppo, dopo arriverà questa giovane donna che non si capisce da dove arriva, ma la conosci già. Bene, andiamo avanti. Test di rapa. E andiamo bene, già un nome che già si presenta bene. Ciao Marietto, ciao. Domanda un po' vaga, ma vorrei sapere che strada prenderà nella vita. Che strada prende la vita a Federico Alessandria dell'84. Federico, è una domanda un po' vaga, che dovrei avere pendolino e fare un consulto. Vi ripeto, un consulto con Marietta sono 20 euro, 45 minuti. Però è una domanda che ti posso dire se ti andrà bene i prossimi mesi. Ecco, facciamolo così cerco di raddrizzare il tiro, no? Perché non è facile rispondere a una domanda così vaga, ci vorrebbe un'ora. Quindi cerco di dire come ti andrà nei prossimi mesi, le sibille, vediamo un po', caro Federico, vediamo un po' se vedrai. Ok, prego Tonia. Vediamo un po' come andrà Federico nei prossimi mesi, Beh, allegria e insomma, sembra quasi che sia un po' giù di tono, ma sembra che stia arrivando una brezza nuova, l'estate, qualcosa che ti incoraggia, qualcosa che sembra che ti voglia tirare su di morale, o anche per vedere, sembra che stai attendendo risposte a qualcuno. Vediamo un po'. Ti incontrerai con molto probabilmente una persona che conosci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beh, guarda, sono carte positive per il futuro perché vedo che stai pensando a qualcuna e molto probabilmente la incontrerai in modo importante. Sarai una persona anche molto disponibile, vedo che sei pensieroso anche per le questioni finanziarie, materiale. Comunque sei una persona ottimista, vedo della grande speranza in te. Quindi nei prossimi mesi dovrebbe risolversi alcuni problemi molto probabilmente che hai di soldi, di materialità, e vedo che molto probabilmente o hai già o rincontrerai una persona del tuo passato a cui stavi bene. Quindi sono carte estremamente positive, positive, e sembra che hai una svolta nei prossimi mesi, molto probabilmente. Qualcosa di estremamente positivo. Qui bisogna ammetterlo, erano belle carte, belle sibili. Buono, andiamo avanti. Devi essere più, Federico, più analitico, cioè dirmi una cosa sicura. Nanni, buonasera Nanni. Giovanni del 99, io, Giulia 6 settembre del 2002. Voglio sapere se mi ha tradito in passato. Beh, con chi non lo so, però se lo sapessi sarei quasi il Padre Eterno. A parte scherzi. Però vediamo se ti ha tradito, Giovanni e Giulia. Dopo, mi raccomando, cancellate le domande perché ho scaduto l'assicurazione sulla vita. Bene, andiamo avanti. Se ti ha tradito, dalle carte sembra che magari pensavo a qualcuno del passato, magari qualcuno che conosceva già, no? Però qui per il momento i tradimenti non si vede ben niente. No, ha parlato, anzi, qualcuno magari sicuramente gli faceva 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 la domanda è chiara e si vede che non voglio sbilanciarmi, però effettivamente qui c'è stato un ritorno di fiamma. Vedo che qualcuno l'ha anche sviolinata bene, o potresti essere anche te, però vedo che ci sono stati pettegolezzi, cose magari dette non dette.
magari anche per gelosie materiali, però effettivamente c'è stato questa persona qui che comunque faceva la sviolinata, è una persona corretta, e c'è stato ovviamente un ritorno di fiamma di una persona che, o potresti essere te, perché non conoscendo bene la storia, che conosceva già. È una persona che conosceva già in ogni caso, una persona corretta, però si vede che c'erano dei pettegolezzi in giro su questa situazione e poi dopo però è chiusa la cosa, vedi, vedovo, è nata, insomma, un po' male, ecco, diciamo così. Però effettivamente le sibille ci stanno dicendo che un pochettino c'è stato un ritorno di una vecchia fiamma. Però cancella la domanda, mi raccomando, perché non vorrei mai la vecchia fiamma che mi viene a trovare. Scherzo, scherzo. Andiamo avanti, Massimiliano, grazie. Il dubbio c'è stato, spero che ora vada bene. Mhm. Bene, Francesca. Ciao, vedi un incontro sentimentale per me del 90, la nostra Francesca. Vediamo un po'. La Barbara ha messo la sua domanda. Nanni, adesso non mi ricordo più la domanda, sembra che un piccolo ritorno di fiamma c'è stato, però è morto, è morto sul nascere, con tante, sembra, le Sibille, adesso io non conoscendo bene e non avendo tutti i dati corretti, però effettivamente un piccolo ritorno, diciamo, con una persona che già conosceva, sicuro. Bene, vediamo un po' la nostra Francesca. Vedi un incontro sentimentale con me, vediamo la nostra Franci. Cosa vediamo per lei? Beh, ti vedo un po' malinconica, Francesca. Però sta arrivando un cambiamento, o un viaggio, non si capisce bene se è un viaggio o un cambiamento. Vediamo così. Vedo più persone che Eh, vedo più persone che ti sono vicine, un artista e uno piuttosto lanciato, e ti vedo molto speranzosa, però attenzione, perché vedi, ci sarà un cambiamento, magari è anche una persona che conoscevi già, però attenzione che vedo anche una giovane donna che potrebbe essere anche una concorrente, no? Quindi sembra che più persone ti stiano guardando, anzi uno molto volonteroso, l'altro un po' meno, un po' narciso, un pochettino di quelli che se la tira, e però ti vedo molto speranzoso. Poi ci sarà un cambiamento, sembra che la cosa vada verso una persona che conoscevi già, ma attenzione perché entra in scena una donna giovane e quindi bisognerà mettere a posto qualcosa a livello sentimentale. Quindi gli incontri ovviamente sono due, no? E prevarrà molto probabilmente una persona che conoscevi già o una persona di una certa età. Poi però entra in scena una donna che sembra quasi una rivale e poi vedo il dottore, qualcuno che cerca di metterci una testa. Quindi sì, effettivamente io vedo che nel futuro prossimo, anzi diciamo adesso, ci sono delle persone che ti stanno guardando in modo molto sostenuto, di cui uno è molto lanciato. Allora, Carmen, vediamo la Carmen solo saltata. No, Carmen, ti ho risposto prima. C'erano due domande uguali. Aspetta. Beh, allora faccio così. Carmen, mi sembra di averti risposto. Comunque, devo rispondere a una persona che mi ha messo la data. Vediamo un po'. Barbara. Barbara è del 65, vuole sapere come va la sua situazione economica in futuro. Vediamo un po' la nostra Barbarella come va la sua situazione economica in futuro. Bene, comunque se vi salto questa sera alle 21:30, canale di The Garden gratuiti. Allora, flessibili interattivi. Beh, militare, insomma, ci sarà un po' da mettere a posto, Barbara? C'è da mettere a posto perché vedo militare e qualcosa da aggiustare. Casa, opportunità, conversazione. Beh, sembrano carte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beh, vedo che in futuro ci saranno cose che ti diranno che non sono vere, poi avrai dei contatti di lavoro importanti, però stai attento che
in questo contratto o contratto o sicuramente lavoro, stai attenta perché ci sono delle cose che non sono regolari. Comunque sembra che un contratto, vedi, conversazione meneo è una cosa importante, però c'è delle opportunità perché la falsità è anche un'opportunità alcune volte, quando è mezzo educato è così. Quindi io prevedo che le Sibille prevedo che molto probabilmente ci sarà qualcosa di positivo, ma stai attento che nel contratto di lavoro che ti faranno firmare o nel contratto lavorativo ci sarà qualche pezza aggiuntiva un pochettino tremenda. Allora, allora Carmen, senti, mm, Carmen, fai pure la domanda la prossima volta. Scusami se ti ho salvato. Senti, questa sera 21:30 il The Guard di che ti ha mandato Maretto Veneziano. Ok, cari amici, grazie per avermi seguito e alla prossima. Ciao.